Buonasera a tutti, siamo un pelo in ritardo ma stiamo aspettando che anche le luci scendano un po' di più, la luce naturale, ma io direi che siamo pronti. Benvenuti alla seconda serata di questa serie, Inquadra i viaggi. Chi è già stato la volta scorsa sa già di cosa stiamo parlando, chi c'è per la prima volta, due parole, è una rassegna di serate dedicata ai viaggi e alla fotografia di viaggi, quindi sono dei racconti fotografici di viaggi. La prima serata, il mese scorso, abbiamo avuto ospite Santina Sonego con una destinazione difficile, la Palestina, per tutta una serie di motivi che potete immaginare. Anche questa sera abbiamo una destinazione difficile, anche se per altri motivi, se non altro per la difficoltà di raggiungerlo da un punto di vista fisico e geografico, insomma, ma poi Danilo saprà spiegarci meglio questo aspetto. Danilo è un decano di queste serate, nel senso che gestisce lui fondamentalmente la programmazione, arriva da una lunga storia di serate precedentemente alle nostre con l'angolo dell'avventura, e quindi insomma siamo in buone mani questa sera, diciamolo. Vi lascio con due inviti, sarò molto breve. Il primo è la prossima proiezione, che è lunedì 5 settembre, sempre qui, per l'ultima volta, perché poi ci trasferiremo in un'altra sede, farà un po' più fresco, quindi abbiamo una sede interna dove potremo ritrovarci, ed è con un'altra destinazione difficile, politica questa volta, ed è la Corea del Nord, con Carlo Perissinotto, giusto? Perfetto. Quindi un'occasione più unica che rara, direi, di vedere delle fotografie scattate da un viaggiatore, un turista che è stato in quel luogo. Il secondo invito con cui vi lascio è questo. Tutto quello che vedete qui lo organizziamo da volontari, abbiamo però delle spese da sostenere, chiaramente, quindi l'affitto delle sale, delle attrezzature, eccetera, per cui se vi piace quello che facciamo stasera, prima di uscire c'è la cassettina, so già che qualcuno ha già dato, quindi grazie, ma se qualcuno si sente di aggiungere qualcosa, lì c'è una cassettina dove potete lasciare quello che pensate, insomma. Detto questo, lascerei la parola a Danilo, che ci introduce la serata. Grazie. Grazie Andrea, grazie a tutti, io direi che possiamo cominciare subito. Dunque, Etiopia ed Antalya, intanto vi dico come si svilupperà la proiezione. La prima parte è una proiezione normale di foto, vi descriverò il viaggio. Siamo partiti da Addis Abeba e avanti verso l'Antalya, passando poi per il Tigray, dove siamo arrivati a gennaio nel periodo dell'Epifania copta, quindi vedremo anche le celebrazioni dell'Epifania copta. Alla fine della proiezione vi faccio vedere una multivisione. In realtà il titolo della proiezione, cioè Infernali Meraviglie, viene proprio da una multivisione che io ho fatto con foto comunque diverse da queste, simili ovviamente perché il viaggio è quello, e che è incentrato più che altro proprio sulla Antalya. C'è una prima parte che mostra la difficoltà di essere bimbi, in generale in Africa essere bambini è molto difficile. Essere bambini è molto difficile, ma in particolar modo in Antalya, perché l'Antalya è un paese, è una regione estrema, e poi durante la proiezione capiremo perché è estrema, e quindi i bimbi letteralmente non vivono l'infanzia, e già a 7-8 anni vengono mandati a lavorare, molto spesso si ritrovano a 15-16 anni anche a scavare il sale a 40 gradi sotto il sole per tutto il giorno. Ma non voglio anticiparvi troppo, cominciamo pure. Allora, questa è la cartina dell'Etiopia. Noi andremo ad Antalya, è questa zona che voi vedete segnata verde, ma di verde non ha assolutamente niente, a parte gli ossidi di ferro. Siamo a 100, in media intorno ai 100 metri sotto il livello del mare, perché questo è un gigantesco mare preistorico, quindi un tempo era un mare, questo è il motivo per cui c'è il sale. Sono circa metà, tanto per darvi un'idea della grandezza, circa metà della grandezza dell'Italia. Dove si trova la Antalya? La Antalya si trova lungo la Rift Valley, cioè una placca tettonica, quella che divide l'Africa dall'Arabia Saudita, e c'è grande movimento vulcanico. Questi segnati in rosso sono i vulcani principali. Noi andremo su questo vulcano qui che si chiama Ertaale, ma soprattutto andremo in una piana stupefacente, bellissima, che si chiama Dallol. In questa zona ci sono registrate le temperature medie più basse al mondo.
Nel Dallol la temperatura media annuale è 34,1, ripeto, sto parlando di temperatura media, quindi giorno, notte, estate, inverno. E assieme alla Death Valley negli Stati Uniti è la zona dove si registrano le temperature più alte, si può arrivare anche fino a 60 gradi d'estate, e questo lo spiega perché è letteralmente disabitata. Cominciamo con Addis Abeba. Bisogna per forza arrivare ad Addis Abeba per andare in Antalya. Questo è un esempio di come tutte le norme di sicurezza vengano rispettate. Come vedete al legge 626, quindi qua non c'è assolutamente nessun problema. Ci sono questi edifici che a volte non sai se li stanno facendo su o se li stanno buttando giù, però dopo incredibilmente, come spesso succede in Africa, vengono fuori anche dei palazzi normali. Questo qui è proprio il palazzo dove c'era il nostro albergo. Ovviamente ad Addis Abeba avevamo delle strutture, diciamo, decenti, dopodiché vedremo cosa ci è capitato. Ecco qui il grosso problema dell'Africa. Anche ad Addis Abeba c'è il lavoro minorile, ma lo troveremo soprattutto nei villaggi fuori. Oppure può capitare, come in questo caso, che il poliziotto col casco parla con due persone in moto senza casco e non c'è assolutamente nessun problema. Allora, ad Addis Abeba c'è una cosa che è molto interessante ed è il museo antropologico. In realtà quello che vedete è questa davanti, è la casa dove Graziani risiedeva, il generale Graziani, durante il tentativo di colonizzazione dell'Etiopia, che non è andato molto a buon fine, come sappiamo, siamo stati un po' maldestri, tant'è vero che l'Etiopia è l'unico paese africano che non è mai stato colonizzato. Ripeto, noi ci abbiamo provato, ma non è andata molto bene. Quello che vedete dietro, quello bianco, è il museo etnografico, che è interessante perché conserva i resti di Lucy. Lucy è stata, ovvero il primo ominide, quello che è considerato il primo ominido, risale a 3,2 milioni di anni fa. È stato trovato proprio dove andremo noi, cioè nella depressione d'Ankala, nella pianura degli Afar. Gli Afar è il nome della popolazione che vive in Antalya, tant'è vero che questo si chiama Australopithecus afarensis, proprio perché viene da quella zona. Quindi un po' la culla dell'umanità viene considerata. Altro pezzo molto importante, molto interessante, è il trono di Haile Selassie. Come probabilmente saprete, fino agli anni 70 l'Etiopia è stato governata da un imperatore che poi è stato battuto in 448 e quasi tutti gli stranieri sono dovuti scappare dall'Etiopia. Ci sono tantissimi italiani che sono scappati dall'Etiopia. Allora, prima di andare in giro siamo andati a portare del materiale didattico in una scuola che non fa mai male. Tra l'altro questa è una scuola di ragazzini con grossi problemi, perché sono o tutti orfani oppure con genitori che sono in prigione o cose di questo genere, quindi bambini con un'infanzia, già è difficile l'infanzia in Africa, questi avevano anche qualcosa in più. Quindi grande divertimento quando siamo andati, ci facevano vedere le loro lezioni di inglese, bambini molto spesso bellissimi. Vedrete, avete modo di vedere che gli etiopi sono una razza molto bella. Infatti ci saranno parecchi ritratti. Questi non hanno tanta voglia di andare a scuola, come si vede dallo sguardo. E questo qui è un ristorante tipico che si può trovare ad Addis Abeba, e quella che vedete, quella specie di cesta che vedete con quel coperchio, è il posto dove si mette molto spesso il piatto con l'anjera. L'anjera è il tipico pane etiopico, eccolo qua, è fatto con farina di teff, che è un cereale che si coltiva in Africa. Questa farina viene fatta fermentare per 24 ore e questo è il motivo per cui è un po' acidulo. Alla maggior parte degli italiani non piace, però in genere non va mangiato da solo, ma va mangiato appunto con le carni al sugo. Questo è il classico wok, sono due i piatti nazionali, tutti e due sono due spezzatini, infatti uno si chiama wok e uno si chiama zigni. Lo zigni si riconosce perché sopra ci sono le uova sode. E loro hanno una caratteristica: non usano le posate che vedete sono per noi occidentali, perché loro usano le mani, hanno il piatto in comune e con le mani spezzano l'anjera e prendono il boccone. Ecco, questo è uno dei tanti pentoloni dove abbiamo trovato il wok.
in giro per il posto. Ecco, questo rappresenta un po' il giro che abbiamo fatto da Addis Abeba. Siamo andati in macchina fino alla depressione d'Ankara, dopodiché abbiamo risalito insieme alle carovane del sale la strada per arrivare a Berale, dove il sale viene venduto, poi avremo modo di vederla. Da Makale abbiamo preso l'aereo. Si esce da Addis Abeba e si comincia a vedere un po' di tutto. Donne che sono cariche purtroppo come muli, come spesso succede, le donne lavorano molto più degli uomini, perché in realtà lungo la strada si vedono donne, muli, cammelli. Le donne trasportano carichi, i muli trasportano carichi, i cammelli trasportano carichi, i cavalli trasportano gli uomini. Infatti, gli uomini vanno a cavallo e invece tutti gli altri, compresi gli asini, come avete modo di vedere, trasportano invece i carichi di vario genere. Per la strada ci fermiamo a vedere qualche etnia particolare. Questi sono Oromo e li si riconosce anche per le decorazioni che vedete in cima alle capanne. Eccole qua, sembrano delle scope rovesciate. Gli Oromo sono una delle etnie più conosciute, più numerose e, come spesso succede, anche più odiate in Etiopia. Loro hanno fornito la maggior parte degli schiavi alla penisola arabica, perché gli arabi facevano le incursioni in Etiopia per conquistare gli schiavi. Allora la prima popolazione che trovavano era proprio gli Afar in Dankalia, e che erano però i più combattivi, e gli Afar erano anche i più affaristi. Hanno capito a un certo punto che per evitare di essere catturati dovevano farsi musulmani. Infatti, se voi parlate con gli Afar sono musulmani, ma in realtà loro della religione non gliene frega assolutamente niente. Però siccome il Corano dice che un musulmano non può far schiavo un altro musulmano, loro si sono tutti convertiti, e poi, siccome sono degli affaristi, andavano loro a procurare gli schiavi agli arabi, a quelli che abitavano la penisola araba, tra cui gli Oromo, che erano quelli più vicini. Questo è l'interno di una casa, sembra l'interno di un garage, ma in realtà è una casa. I giornali fanno da tappezzeria e, come vedete, l'alcol non manca. Al centro della capanna c'è il focolare, quindi c'è un odore di fumo pazzesco, non ci sono finestre, solo una porta. La mia attenzione è stata attirata soprattutto da questa donna che faceva un lavoro molto importante, cioè quello di trasportare il letame. Il letame viene usato come materiale da costruzione, viene usato anche come fertilizzante, ovviamente, viene usato anche come combustibile, perché qui siamo negli altipiani. Vi ricordo che siamo vicini all'equatore, però siamo a Addis Abeba a 2360 metri, tanto per dare un'idea. Il Sestriere, che è il comune più alto d'Italia, è a 2050 metri. Cortina a 1200 metri, quindi siamo quasi il doppio rispetto a Cortina. La sera fa freschetto. La donna era un po' perplessa perché non capiva, perché la stavamo fotografando, sembrava che dicesse: ma voi non avete mai trasportato letame, cosa c'è di così strano? Partecipano anche le ragazze. In questo caso stavano preparando materiale da costruzione per fare dei muretti a secco, quindi letame secco con la paglia per legarla. Ecco qua, dicevo prima, i cavalli trasportano gli uomini. E andiamo su, sempre più in alto, fino ai 3100 metri del passo di Termaber. Il passo di Termaber ha una caratteristica che adesso vediamo, abbastanza importante dal punto di vista storico. Comincia a fare anche un po' freddo, come vedete. Questi qui hanno una felpina, perché siamo, ripeto, vicini all'equatore. Questi sono dei cappelli con peli di babbuino. Tanto per darvi un'idea, i capelli di questo non sono i suoi, ma sono peli di babbuino, praticamente un berretto con peli di babbuino. Ecco, la caratteristica è questa qui è una strada costruita da Mussolini, dal regime fascista, e questa la chiamano ancora la Galleria Mussolini. Adesso vi faccio vedere una foto orizzontale. Adesso è così. Nel 1938, quando è stata terminata, era così, col suo bel fascio sulla sinistra, la scritta Mussolini, che ovviamente hanno subito abbattuto. È un peccato, perché se fosse rimasta sarebbe veramente un reperto storico. Quindi nel 1938 era così e adesso invece è così, ha tanto bisogno di manutenzione. Quando sono arrivati gli italiani, che hanno il vizio di fare strade,
Il progetto era di fare 2600 km di strade principali e 26.000 km di strade secondarie, e ci sono riusciti solo in minima parte. Adesso sono messi molto peggio perché ci sono i cinesi che gli fanno le strade e vedremo come gliele fanno. Il primo mercato, naturalmente il mercato del bestiame, è riservato agli uomini. Tutti quelli che vedete con un drappo bianco sulle spalle sono Afar. Qui ci sono Afar, Oromo e Amara. Le donne si ritrovano al fiume per lavare il bucato, non che il fiume sia molto pulito, a dirvi la verità. Se poi succedono situazioni di questo genere con l'asino dietro che fa i propri bisogni, non è proprio il massimo lavare la roba lì. Le donne invece è riservato il mercato della frutta e della verdura. La cosa più bella comunque è vedere soprattutto le pettinature. Questa è una donna Oromo, scusate, non Omoro. E molto spesso portano orecchini d'argento, non bigiotteria, ma gioielli d'argento. Ovviamente questa è una donna musulmana. Ci sono sia i musulmani che i cristiani copti, sono le due religioni principali in Etiopia. E come vedete la gente ha veramente dei bei tratti. Questo è un uomo Afar, lo si riconosce perché ha uno scialle bianco sulle spalle, molto spesso hanno anche i pantaloni bianchi, pasta rigorosamente di grano tenero che dopo 2 minuti passa allo stato liquido, banconote sempre fior di conio come capita in Africa, nuove di zecca. Questi sono tutti i dettagli del mercato. E questa è l'Angera. Praticamente tutte le abitazioni hanno il focolare esterno, almeno nei villaggi, dove mettono la legna o a volte anche il letame, perché con il letame probabilmente prende un gusto migliore l'Angera, e cucinano questa pastella che è stata lasciata fermentare, dopodiché con le mani la tolgono e ci mettono sopra il cibo. È una specie di piadina etiopica, insomma. Questa era andata a vendere l'unico pollo che aveva un solo oggetto da vendere, che era il pollo, se vogliamo chiamarlo oggetto. E questa è la lissia, per dirla in dialetto veneto. Chi non è più giovanissimo sa bene di che cosa sto parlando. Lì non c'è tanto sapone e quindi lavano la roba con la cenere, un processo particolare che è lo stesso che si usava qui da noi una volta appunto per fare la lissia, ed è ottimo perché la cenere è sbiancante e quindi è ottimo per il lavaggio. Si riesce anche ad entrare, molto spesso ti invitano ad entrare nelle loro case. Il problema che ti tiene un po' indietro è che non sai bene cosa ti offrono da mangiare o da bere, quindi c'è sempre il rischio. Qui ci avevano offerto un tè col bicchiere che non si riconosceva la differenza tra quando era pulito e quando era sporco, però è andato tutto bene, il tè l'abbiamo bevuto e non abbiamo avuto nessun problema. Foto di locali. Ecco, dicevo, adesso le strade gliele asfaltano i cinesi. Questo asfalto che vedete ha 8 mesi. Praticamente loro riempiono di immondizia letteralmente l'Africa, e se voi andate all'aeroporto di Addis Abeba ci trovate un sacco di cinesi, perché la Cina è il primo partner commerciale dell'Etiopia. Il problema è che è un vero e proprio colonialismo economico, nel vero senso della parola. Pensate che loro affittano i terreni agricoli per $1 all'ettaro all'anno. Quindi loro con, penso, $3, perché poi gli altri 2 glieli danno i funzionari corrotti, loro con $3 affittano i migliori campi agricoli dell'Etiopia, li irrigano, ci fanno i loro bei raccolti e portano tutto in Cina. Lì non rimane più niente, rimane il dollaro che loro danno all'anno al governo. Oppure pagano in natura con questi lavoracci qua, asfaltano le strade, dopo 7-8 mesi sono distrutte perché l'asfalto fa schifo, non preparano la base, non fanno nulla, tant'è vero che noi con le nostre Jeep passavamo, insomma sapete bene che guidare su una strada sterrata è molto meglio che guidare su una strada asfaltata piena di buche dell'asfalto. Ed in Etiopia quasi tutte le strade fuori da Addis Abeba sono asfaltate dai cinesi, sono in condizioni orribili quando sono asfaltate.
E qui si comincia ad andare verso le zone meno abitate, verso la Dancalia. Questa che vedete è la pausa pipì. Quando c'era bisogno di andare in un posto, non esiste bar, non esiste albergo, non esiste nulla di nulla, aspettavi di vedere un cespuglio e andavi a fare i propri bisogni. Tant'è vero che l'ultima destinazione prima di scendere in Dancalia doveva essere questo hotel, che come vedete è così lussuoso che scrive addirittura hotel con 2 O, 2 E. Era una cosa spaventosa, tant'è vero che siccome avevamo le tende da usare in Dancalia abbiamo lasciato perdere l'hotel e siamo andati in un prato ad accamparci con la tenda, che era molto molto meglio. Solo che il problema è che siccome siamo andati vicino a un villaggio ad accamparci, questi qua, quando noi siamo arrivati, siamo diventati l'attrazione. Quindi per loro, qui che li vedete, sono seduti praticamente al cinema. Noi saremmo arrivati, credo, era già lì ben buio alle 6, 6 e mezza, saremmo arrivati alle 5 e mezza, siamo andati a dormire alle 10, 5 ore ci hanno sempre guardato. Sono rimasti lì seduti a guardarsi senza dire niente, anzi quando i bambini facevano un po' di casino, sto ometto qua li richiamava subito all'ordine, gli diceva di far silenzio e noi là osservati come sembravano degli animali in gabbia, loro ci guardavano, punto, non hanno chiesto niente, ci hanno solo guardato. La mattina dopo eravamo in piena campagna, io sono un appassionato di foto naturalistica, quindi sono andato un po' in giro, ho visto che c'era grande movimento, a fotografare un po' di animali. Questo è un ibis sacro, questo è un airone guardabuoi, questo c'è anche da noi, un capovaccaio, che non è altro che un avvoltoio, un tipo di avvoltoio, il nibbio bruno, ce ne sono tantissimi in quella zona. Questa è invece una pavoncella, la pavoncella armata, che io odio tutte le pavoncelle, perché le pavoncelle sono quelle che danno l'allarme. Quando tu ti avvicini comincia a starnazzare come una gallina. E sono quelli, infatti vedete che è un po' sul chi vive. Lei comincia ad emettere suoni che mette in allarme tutti gli altri animali. Cominciano a sparire gli asini, i cavalli e si cominciano a vedere molti più cammelli, perché è l'animale ideale per il deserto. Questi sono contadini Afar. Cominciamo a vedere proprio l'etnia degli Afar, fiera, combattiva, è una delle etnie più bellicose dell'Etiopia. Questo è un uomo Afar, ecco, lo si conosce anche lui perché ha questo trappo bianco con questa specie di ricamo, ma lo si riconosce anche dal coltello tipico Afar, che è un coltello ricurvo, molto tagliente. Ecco, la bambina stava piangendo perché in Etiopia, da noi una volta quando i bambini erano cattivi si diceva stai attento che chiamo l'uomo nero, in Africa si dice stai attento che chiamo l'uomo bianco. Quindi questa qua ha visto una dozzina di uomini bianchi tutti insieme e si è messa a piangere, poretta, ha avuto una paura terrificante. Eravamo in 12 perché in Dancalia non si può andare da soli, bisogna per forza avere più di una jeep, più di un mezzo. Noi avevamo 4 jeep più una di supporto, servono dei permessi e non si può andare da soli proprio perché rischi la vita, non ci sono strutture, bisogna avere 5 litri di acqua a testa, a volte non ci sono le piste, quindi bisogna assolutamente essere accompagnati. Questi sono altri animali, i codirossoni, questo è un gruccione carminio, il gruccione è un bellissimo animale, lo si trova anche da noi. Questo invece è un tessitore, i tessitori sono riconoscibili perché fanno i nidi a questo modo, a pendolo, escono da sotto. Questo qua in particolare è chiamato il tessitore gendarme perché è molto territoriale, molto aggressivo. Ecco che qui ci sono 2 maschi che lottano per una femmina, la quale li stava guardando come dire quanto scemi siete. Però sono molto belli i maschi, con gli occhi rossi e le penne gialle. Man mano che si va verso la Dancalia cominciano a sparire un po' gli animali, restano solo i cammelli, cominciano a sparire anche gli alberi e quindi una delle merci che vengono utilizzate in Dancalia, o perlomeno nella strada che va verso la Dancalia, è il carbone per cucinare e dove l'altitudine è più alta non è il caso della piana d'Ancala, anche per riscaldare di notte. E qui siamo arrivati, siamo alle soglie della Dancalia, siamo in un lago che aveva un nome italiano, si chiama Lago Afrera, ma si chiamava Lago Giulietti,
Prendeva il nome da uno dei primi esploratori che sono andati in Etiopia, perché l'esplorazione di questa zona della Dankalia è molto recente. Giulietti è stato ucciso intorno al 1880, nel 1881 per la precisione, perché non era un uomo, era un esploratore che non era molto diplomatico e quindi ha fatto arrabbiare un piccolo reuccio della zona ed è stato massacrato insieme alle 10 persone che erano con lui. Questo succedeva nel 1881, il suo corpo è stato rinvenuto e riportato a casa nel 1929, quindi praticamente 50 anni dopo, perché da queste parti spedizioni ce n'erano ben poche. Anche qui naturalmente tenda, perché non ci sono alberghi, o quelli che ci sono lasciano a desiderare. L'ultimo bagno, perché adesso per una settimana ci laveremo un po' col catino, un po' d'acqua, proprio perché non c'è acqua in Dankalia e quella che c'è è meglio lasciarla perdere. Anche qui comincia ad apparire il sale, anche qua scavano il sale e siamo sempre nella zona che un tempo era un oceano preistorico, lo si scava solo con questi strumenti e lo si mette, il lavoro durissimo, e lo mettono in sacchi di 50 kg che vengono pagati l'equivalente di 3 euro l'uno. Quindi per ogni sacco di 50 kg sono 3 euro, 6 centesimi al chilo, tutto il resto, quello che paghiamo noi, è il guadagno degli intermediari. Qui si fa benzina per l'ultima volta, perché cominceremo a non trovare neanche più distributori, non troveremo più bar, né ristoranti, né distributori, niente di niente, rivendite di niente. Ricordo che noi siamo andati in inverno a gennaio e praticamente in Dankalia si può andare solo nel periodo invernale, c'è qualche pazzo che va anche in estate, ma come dicevo in estate le temperature sopra i 40 sono assolutamente normali. Noi abbiamo trovato al massimo 48 gradi di giorno, in genere comunque era sempre sopra i 30, quindi anche d'inverno a gennaio siamo arrivati a 48 gradi. E questo è uno dei primi villaggi, questa che vedete, questa qua è la scuola e questo in fianco è l'ospedale praticamente del villaggio o della zona, anzi prendeva più villaggi. Quindi qui abbiamo lasciato l'ultimo materiale didattico che avevamo. A scuola, nelle classi, si possono vedere ragazzini di 6-7 anni insieme ad adulti di 40-50, studiano tutti insieme, se hanno la fortuna di andare a scuola. Questa è la sala operatoria dell'ospedale, che anche la corsia, il pronto soccorso, praticamente è l'unica sala dell'ospedale. E questo è il deposito di medicinali, erano quasi tutti scaduti, qualcosa abbiamo lasciato noi, anche se la maggior parte ci siamo portata dietro, l'abbiamo lasciata solo alla fine, ovviamente, quello che non serviva più. Ma il sorriso non manca mai a questi bambini che, come dicevano, hanno un'infanzia molto breve, perché dopodiché vengono mandati a lavorare, a fare i lavori più duri. Quando gli va bene nei mercati, in realtà anche, come dicevo, a seguire le carovane di sali. Una bambina Afar, la mamma Afar, anche lei era lì a scuola. Si riconoscono gli Afar anche perché hanno queste piccole scarnificazioni che sono considerate un simbolo di bellezza. Eccola qua, la si vede, a scarnificazione sulle gote, quindi questa è Afar. E questa è una tipica capanna Afar, dove possono fare i mattoni, ci mettono i mattoni, altrimenti sono solo frasche. Ogni volta che ci fermavamo spuntavano bambini del deserto, sembrava che nascessero dal nulla, e la cosa che facevano era venire a guardare, lei si sta semplicemente appoggiando al finestrino, andavano al finestrino e ti guardavano. Questi sono i bimbi che insegnano a raccogliere l'acqua dai pozzi, e come dicevo ogni tanto spuntavano delle persone praticamente dal nulla. Questa veniva dal nulla e andava verso il nulla. E qui vedete anche dalla luce molto forte, siamo circa l'1:30 del pomeriggio e siamo adesso scesi, siamo in piena Dankalia, quindi circa 100 metri sotto il livello del mare, e qui siamo nel villaggio dove si va a prendere la scorta che ti porterà sul vulcano Ertaale. Allora noi ci siamo chiesti, ma se ci hanno detto dobbiamo partire verso le 5, 5 e un quarto, perché è una scesa di 4 ore, non è molto pesante, ma se la fai a 35 gradi sotto il sole non è il massimo. Ci siamo chiesti, ma perché dobbiamo arrivare all'1?
Il motivo è stato molto semplice, perché per 3-4 ore hanno dovuto trattare con gli affar su quanta gente doveva scortarci. Molto spesso una scorta inutile, però siccome gli affar loro non ti chiedono mai soldi per niente, ti chiedono soldi per servizi, solo che ti danno dei servizi inutili. E quindi loro praticamente la gabella che devi pagare, devi avere una scorta, devi avere chi ti porta gli zaini, devi avere chi ti porta il cammello dove tu metti le scorte, e sono andati avanti 3-4 ore a trattare. Allora i bambini che vedete qui stavano guardando noi stranieri all'interno della capanna, e gli uomini che vedete qui stavano guardando invece la guida, gli autisti che stavano facendo la trattativa con gli affari per decidere quanti dovevano accompagnarci. Alla fine noi eravamo in 17, perché sono venuti su anche gli autisti, con 10 uomini di scorta. Nel frattempo noi eravamo nella capanna del capo. Questa è la dimostrazione che sono musulmani, per modo di dire, perché noi occidentali eravamo da soli all'interno della capanna. È vero, c'erano le nostre mogli eccetera, però mai un musulmano non si sogna mai di di mettere degli stranieri all'interno della propria capanna con la moglie, tra l'altro anche giovane e carina, come vedete, da sola. A loro in realtà della religione non gliene frega niente. Finalmente alle 5:15 partiamo per arrivare qua su, in cima all'Artaale, che è il vulcano più famoso della Dancaglia. Ci vogliono 4 ore per arrivare fin su, questa è una tappa intermedia, e siamo arrivati su che naturalmente era buio pesto. Questa è la fase in cui con le lampade in testa stiamo cercando di scendere verso il vulcano. Abbiamo avuto una piccola sfiga, perché l'Artaale è un'enorme caldera con la lava ribollente, e si può andare sul bordo della caldera per vedere la lava ribollire. Questo succede nel 1967. Nel 2010, cioè un mese prima che andiamo noi, il vulcano ha eruttato, la lava è venuta fuori, e quindi loro per 3 o 4 mesi hanno impedito alle persone di arrivare fino al bordo della caldera. Noi avevamo fatto il viaggio proprio per quello, tant'è vero che quando abbiamo scoperto questa cosa, io il giorno che sono tornato a casa ho detto adesso guardo dove c'è un vulcano simile e ci vado. Infatti l'anno dopo siamo andati a Vanuatu, un altro viaggio bellissimo, c'è un vulcano ancora più bello dell'Artaale. Però per dire, dal 67 al 2010 la prima volta che non ti fanno andare è stata proprio quella, quindi siamo avuto una sfiga nera. E lo vedi da lontano, così, sta caldera enorme. Le prossime 2 foto che vi faccio vedere non sono mie, sono prese da internet, è quello che avremmo dovuto vedere se fossimo andati lì sul bordo. Non questa, ovviamente, che è ancora mia, con la luna piena. Ecco, sporgendosi dalla caldera, questo è lo spettacolo che si vede. Ovvero la lava, un lago di lava letteralmente bollente. E invece questo è visto da distante. Un lato positivo però c'era appena stata l'eruzione. La lava che esce è ricca di materiali, soprattutto ossidi di ferro, di magnesio, di manganese, eccetera, zolfo, e quindi rilascia una lava colorata. Questo colore poi pian piano sparirà nel giro di pochi anni, scomparirà completamente, però qui era assolutamente freschissimo, questa è lava di 2-3 mesi prima, e quindi con colori eccezionali. Tutta lava Poioi, ci sono 2 tipi di lave fondamentalmente, la lava cosiddetta corda, che si chiama, è un nome hawaiano, Poioi, è una lava molto lenta, molto viscosa, però pericolosa perché è piena di gas pericolosi. E poi c'è la AA, proprio AA, sempre una parola hawaiana, che tra l'altro AA vuol dire terreno dove ci si può fare male ai piedi, quindi non so come loro possano tradurre terreno dove ci si può fare male ai piedi, e si dice AA, ecco, forse perché è ai effettivamente. Questa qui invece non è AA, la AA è una lava molto veloce, molto fluida, ha già rilasciato i gas, e quindi poi quando si solidifica sono tutti sassolini. Questa invece quando si solidifica fa queste specie di disegni, queste croste come vedete, oppure le cosiddette corte, ed è questa che fa per esempio scava i canali sotterranei, quindi è anche pericolosa per questo motivo, perché si può sprofondare in un canale sotterraneo, oppure fa queste corde, i cuscini o le corde. Questa è tutta lava Poioi. Eccolo qua un esempio di canale dove scorreva la lava sotto.
Scesi dall'Ertaale, è andata male, andrà molto meglio nel Dallol, andiamo verso il Dallol. Allora l'Ertaale si trova circa in mezzo alla Dancaglia, sotto ci sono circa 200 km di terreni argillosi, non particolarmente interessante, sopra invece c'è solo una piana di 200 km per 60 di larghezza, tutto sale. In alcune zone addirittura il sale arriva a 1000 metri di profondità, proprio perché è il fondo dell'oceano. Noi qui stavamo andando verso quella zona e uno degli autisti, quello che aveva, questa è la jeep di supporto, ha pensato bene di attraversare non sul guado ma da un'altra parte ed è sprofondato. Ora, questi qua sono ragazzi che sicuramente noi, se andiamo in deserto, nel giro di 2 ore siamo morti, disidratati, mentre loro invece vivranno anche 2 mesi. Però, quando si tratta di automobili, intervengono i maschi alfa italiani e gli abbiamo detto subito: guardate che non la togliete, dovete scaricare tutto per toglierla. No, ce la facciamo, ma ha perso 4 ore a cercare di liberare la macchina. Quando finalmente hanno capito, l'hanno svuotata completamente, l'hanno svuotata. Dopo 10 minuti l'hanno tolta dal fango. Quindi soddisfazione che ci eravamo resi utili sotto questo punto di vista. E qui arriviamo alla cittadina che ci ospiterà nella Piana del Sale. Ovviamente è molto ironico il discorso cittadina, perché come vedete questo è tutto quello che c'era: baracche di frasche. Quindi noi ci siamo accampati fuori, leggermente fuori, all'inizio, all'ingresso della, chiamiamola così, città, e qui siamo rimasti per 3 notti, 2 notti, adesso non mi ricordo. La solita scorta armata di Afar che non manca mai, loro ti vengono sempre dietro, armati di Kalashnikov. E la mattina siamo stati svegliati dalle carovane di cammelli che arrivavano a prelevare il sale. In questa stagione ne arrivano circa 1000 al giorno, quindi ne arrivano 1000 al giorno e ne ripartono 1000 al giorno, quindi è una fila continua che comincia alle 4 del mattino e finisce alle 10 del mattino in andata. Al ritorno comincia alle 4 del pomeriggio e va avanti fino al buio. Sono organizzatissimi, noi vediamo un gran casino, però in realtà loro erano organizzatissimi, perché riuscire a caricare 1000 cammelli e asini al giorno non è cosa da poco, perché ovviamente è tutto lavoro fatto a mano. Eccoli qua, questi sono in arrivo, le carovane sono in genere tra i 20 e i 50 animali l'una, e questa è la merce che caricano. Il sale che viene scavato da tigrini, questi non sono Afar, questi sono abitanti del Tigray, che fanno il lavoro più duro, che è quello di sollevare solo coi bastoni e le piccozze enormi lastre di sale. Dopodiché intervengono gli scalpellini, che sono Afar, e loro sagomano delle mattonelle di sale. Ce ne sono di 2 tipi: il Ganfur, che è di 4 kg, e il Gelao, che è di 8 kg. Sbagliano di pochi grammi, ve lo assicuro, non pesano nulla, però loro sbagliano di pochi grammi, hanno questo particolare strumento per spezzarlo, e tutto è regolato, c'è una legge ferrea. Ogni cammello può caricare 96 kg, quindi sono 12 tavole da 8 o 24 da 4 kg, e ogni asino ne carica poco più di 60. Quindi ci sono dei numeri fissi di quantità di sale che possono caricare, anche per non più di una bestia è morta quando non c'erano queste regole, quindi hanno stabilito queste regole col carico massimo. Eccoli qua, li stanno caricando. Queste sono le tavole da 4 kg. Siccome lì nella zona dove ci sono tanti animali, tanti cammelli, c'è un po' di cattivo odore, questo cammello probabilmente voleva prendere una boccata d'aria, è andato a annusare da qualche altra parte. E qui è intervenuta la sindrome delle croce rossine. Le donne si sono date da fare tutto per curare i malati, perché il lavoro è durissimo, molto spesso si feriscono, non si lamentano mai. Però poi, quando hanno visto che c'era qualcuno che li curava, con noi c'era anche un dentista tra l'altro, e quindi hanno cominciato a fare la fila per venirsi a farsi soprattutto medicare ferite da armi da taglio. Quando i turisti non ci sono, se le tengono e non se le medicano. Ecco, questo è il dentista che si è portato via anche ago e filo, anche neanche ricocito uno.
E questa è una cosa molto interessante, che è un lago che è profondo dai 3 ai 5 centimetri, si sposta in continuazione. Voi vedete, praticamente questo lago non è acqua piovana, ma è acqua che risale dalle profondità. Quindi si forma uno strato di 3-4 centimetri di acqua che si sposta in continuazione. Col vento lui si sposta. Quindi anche loro, quando ci hanno portato al lago, non sapevano di preciso dove fosse, perché lui si sposta in continuazione. Un'altra caratteristica particolare quando si viaggia nella piana del sale è che molto spesso il cielo assume la colorazione del terreno. Quando il terreno cambia un po' di colore, questo è il caso, il cielo diventa dello stesso colore. Quindi stiamo parlando, siamo in fase 37-38 gradi, 40 gradi, un caldo mostruoso. Infatti se vedete le ombre sono dritte a palla. Andiamo finalmente il giorno dopo, di mattina presto, a vedere il Dallol. Il Dallol è un mancato vulcano di fatto. Cosa è successo? Geologicamente lo definirei una polenta. Praticamente la lava che corre proprio lungo la Rift Valley ha riscaldato l'acqua sopra. La lava ha trovato altre vie per uscire, perché bucare 1000 metri di sale non è facile, mentre per l'acqua è molto più semplice, perché si impregna il sale. Allora l'acqua ha riscaldato, la lava sotto riscalda l'acqua che forma dei geyser, e qui si è innalzato un po' il livello, infatti bisogna un po' arrampicarsi per arrivare a questa piana del Dallol, è una specie di piccolo altopiano, e all'interno prima si trovano queste concrezioni un po' particolari, tutte di origine vulcanica. Ecco, per esempio questa non c'è più acqua qui, ma come vedete questo è sale cristallizzato e sono formate queste strane isolette praticamente, perché l'acqua si muove in continuazione, quindi si va verso il Dallol, che, attenzione, non è tanto grande, sarà un 2,5 km per 500-600 metri, quindi è molto piccolo, solo che si sposta in continuazione. Sto parlando ovviamente del Dallol, quello più spettacolare, la parte più spettacolare. Eccola qua, l'acqua che vedete, si dice sempre dove c'è acqua c'è vita. Falso. Questo è l'unico luogo nella Terra dove non c'è assolutamente vita nell'acqua, certificato recentemente anche dalla Facoltà di Biologia dell'Università di Parigi, che ha prelevato parecchi campioni in quest'acqua e non ha trovato nulla, non ci sono batteri, non c'è niente, non ci sono alghe, non c'è assolutamente niente. Questo perché? Perché l'acqua è ipersalina, 10 volte più salata dell'acqua di mare, ed è iperacida con un pH inferiore allo 0. In più a 120 gradi capirete che anche il più, scusate, cazzuto di batteri, diciamo, va a quel paese, non ce la può fare. Qui non c'è assolutamente vita. Dicevo che è una specie di polenta perché si è formata, questo sale è risalito, questi che vedete, questi colori qua, sono tutti dati dai materiali. Se uno lo paragona, per esempio, ho visto i casing in Yellowstone, a Yellowstone i colori sono colori biologici, sono dati dalle alghe, sono dati dai batteri, in parte anche dai minerali, ma qui non c'è assolutamente niente di vivo, quindi tutto quello che vedete è zolfo, manganesio, arsenico. L'acqua non è assolutamente potabile, anzi a volte i vapori possono anche uccidere le persone, a volte nelle pozze trovano animali morti, quindi è la morte fatta persona, l'inferno fatta in terra. Però è un posto assolutamente spettacolare. Ci si può andare dal 2001, fortunatamente sono poche le persone che ci vanno perché è estremamente fragile, stanno discutendo per farne un parco nazionale, ma ancora non si è fatto niente e purtroppo i pochi che ci vanno fanno molti danni. Tra l'altro siamo vicinissimi al confine con l'Eritrea, non è neanche un paese sicuro, questo era forse l'unico posto dove effettivamente avevamo bisogno della scorta armata, perché ogni tanto ci sono delle incursioni di briganti eritrei che cercano di prendersi i turisti. Torniamo, ne vedrete poi alcune foto di nuovo della depressione del Dallol nella multivisione. Queste sono tutte donne Afar, come vedete, musulmane, che non si mettono il velo e si fanno tranquillamente fotografare. Ecco, questa per esempio, questa qui si era messo il velo solo quando, un po' il fazzoletto in testa solo quando ci ha visto.
E questa è la cosa forse più bella, più umana del viaggio che abbiamo fatto. Le carovane dei cammelli, questi famosi 1000 cammelli che vanno a caricare il sale, quando tornano indietro vanno verso il Tigray. Per andare verso il Tigray percorrono un wadi, che è praticamente il letto di un fiume, lungo una ventina di chilometri, che collega la piana del sale alle alture del Tigray. Quindi loro per uscire dalla Dankalia passano attraverso questo fiume, che ha pochissima acqua d'inverno. Il motivo per cui d'estate loro interrompono l'attività della raccolta del sale è perché nel Tigray c'è la stagione delle piogge e questo wadi è impercorribile. Quando il wadi è impercorribile non hanno più la strada per andare a caricare il sale, quindi interrompono l'attività. La cosa bella è stata che ci hanno lasciato qui a piedi, loro hanno fatto tutto un giro strano con le jeep e ci sono venuti a prenderci 20 km più in là, quindi l'abbiamo percorso insieme alle carovane per tutti i 20 km. E qui hai visto tutta l'umanità di queste persone, loro sono molto rilassati, si riesce a parlare molto insieme, si comportano come tu non ci fossi, perché come vedete fanno anche i loro comodi, si lavano tranquillamente e quando gli rivolgi la parola sono sempre molto molto disponibili, cosa che non succede quando sono nella piana del sale, ovviamente, perché devono lavorare, lavorano a 40 gradi, non è il massimo. La protezione animali avrebbe di che ridire, visto che i giovani cammelli quando si fermano loro tolgono il carico e siccome hanno il vizietto di andare avanti e indietro, i cammelli li legano così per non farli spostare, oppure li legano in questo modo, in modo che non si spostino, e non è davvero il massimo per i poveri cammelli. Come vedete anche i cammelli cercano, noi siamo andati nel 2010, quindi si parla di 11 anni fa e ancora non si vedevano molte macchine, non erano abituati a vedere le macchine fotografiche col display, le digitali, e quindi facevano ancora un po' effetto, diciamo, a quel tempo. Eccoli qua i bambini che guardano il display. E questo è il wadi, che poi vedremo appunto nella multivisione. Cicogne nere d'Africa, questo è un amaranto africano, questo è un tigrino che porta i cammelli, e questo è il paesaggio che abbiamo attraversato per circa 15-20 km. Sempre cammelli, perché immaginate 1000 che vanno e 1000 che vengono, quindi c'erano cammelli e carovane in continuazione. È stata la giornata forse più divertente, più interessante dal punto di vista proprio istruttivo del contatto con le persone locali. Saliamo, la Dankalia è 125 metri media sotto il livello del mare e in Tigray si arriva anche a 2500 tranquillamente metri sul livello del mare, sempre con le tende perché non c'è altra possibilità, ma è un'ottima sistemazione. Come vedete qui cominciamo a trovare anche la pioggia, quindi tutto un altro clima, le montagne del Tigray, e le carovane percorrono le strade in salita, noi eravamo in jeep e loro invece se la fanno tutta a piedi, per andare verso il primo mercato del sale dove lasceranno giù il sale. Troviamo anche la nebbia, nuvole basse. Questo è il confine fra Dankalia e Tigray, dove ci sono 4 militari che non fanno assolutamente nulla, si danno il cambio per tirare giù quella cordina e lasciare passare le macchine o i cammelli. E questo è quello che noi pensavamo fosse il mercato del sale, in realtà è stata una delusione totale, perché è un enorme capannone dove scaricano i cammelli, siccome i prezzi sono tutti stabiliti, non si tratta nulla, quindi loro fanno altro che scaricare il sale e poi verranno pagati i proprietari delle varie carovane. Quindi sotto questo punto di vista qua è una delusione totale. Però è un bel villaggio dove ricominciamo a venire a contatto con le persone, con un minimo di civiltà. Ritroviamo l'Angera, qui sta pestando le spezie per fare lo zegni da mangiare con l'Angera, quindi di nuovo volti di bambini, un asino che vola, poi dicono che gli asini non volano, in realtà sono due, è un bidone spezzato in due, un bidone degli aiuti americani, aiuti alimentari,
Ecco, come dicevo, i bambini che tu arrivi, si apre il finestrino, loro si mettono là, si appoggiano e ti guardano. Ecco un altro bambino che ti guarda insistentemente. E qui cominciamo a trovare gli alberghi finalmente, solo che siccome il Sheraton è 5 stelle, loro hanno pensato bene di chiamarlo Sheraton, che più che 5 stelle era 5 stalle, infatti anche qua abbiamo dormito in tenda. Si stava molto meglio, però in compenso c'era la macchina a caffè elettronica, proprio l'ultimo modello, che io solo a vedere i fili che c'erano qua, io non so se questo barman è ancora vivo, perché era pieno di fili scoperti, non so, però faceva il caffè che non era male. Era una macchina italiana, non so di che marca, perché era sparita anche la marca, però lui giurava e spergiurava che era italiana, ed è probabile. Quindi si vedono anche gli arcobaleni, perché comincia la pioggia, e questo è il paesaggio del Tigray. Tigray è una zona abitata soprattutto da cristiani ed è famosa per le chiese scavate sulla roccia. Ce ne sono 2 zone, quelle di Lalibela, che sono le più famose, e quelle appunto del Tigray, che però sono molto più vecchie. Spesso sono in luoghi assolutamente inaccessibili. Qui stiamo andando verso una delle più alte in altezza, è la chiesa di Sant'Abramo. Sono voluti 2 ore, un'ora e mezza per arrivare fin su, e in fondo alla salita trovi i bambini che ti offrono anche loro i loro servizi, ti accompagnano per un paio di dollari e ti danno una mano a salire. Sono serissimi quando tu li assumi, diciamo così. Questo ha preso per mano mia moglie e non l'ha mai mollata. Quando c'era da darle una mano lui era sempre presente. Il bello è che quelli che non vengono assunti vengono comunque su, tanto per divertirsi. Noi avevamo la lingua di fuori quando siamo arrivati e loro andavano avanti e indietro in continuazione. Ora si capisce perché gli etiopi vincono i 10.000 metri piani alle Olimpiadi. Su troviamo i sacerdoti, sempre molto seri, molto presi dal loro ruolo. Questa è la chiesa di Sant'Abramo, ne abbiamo viste almeno una quindicina, ve ne faccio vedere 2 tanto perché poi alla fine tendono anche a essere abbastanza uguali, però sono molto belle all'interno perché sono molto spesso affrescate. E sono molto più vecchie, dicevo, quelle di Lalibela, perché quelle di Lalibela, la zona di Lalibela, sono tutte scavate nella roccia, mentre queste qua invece molto spesso utilizzano delle caverne già esistenti. Infatti secondo molti non sono nate come chiese, ma erano magari dei magazzini che poi sono stati trasformati in chiese intorno al X secolo d.C. Però sono tutte riccamente decorate, un sacerdote che si prende molto sul serio, con affreschi a volte anche molto ben conservati, come vedete. È meglio conservato l'affresco che la chiesa stessa. Questo è un corno che viene utilizzato come strumento durante il Timkat. Siamo venuti qua proprio per vedere il Timkat o l'Epifania copta. In che cosa consiste questa festa? Praticamente, secondo la leggenda, Menelik I aveva rubato le tavole che Dio aveva donato a Mosè. Menelik I era il figlio di re Salomone e della regina di Saba, e era riuscito quindi a impadronirsi delle tavole delle leggi date da Dio a Mosè e le ha portate ad Aksum, che era la capitale dell'Etiopia. Adesso, secondo la tradizione, ogni chiesa copta ha una copia di queste tavole e durante l'Epifania, nella notte dell'Epifania, la sera prima, le porta a un fonte battesimale. Il giorno dopo c'è un battesimo simbolico dei fedeli, molto spesso può essere un lago oppure anche solo una canna dell'acqua a volte. Vengono portati la sera prima, vengono vegliati durante la notte e la mattina dopo c'è la celebrazione. Finita la celebrazione del battesimo, vengono riportate queste copie delle tavole nella legge, nel Sancta Sanctorum, nel tabernacolo, come lo volete chiamare. Da notare che questo tamburo appunto è fatto con un bidone di granaglie che provenivano dagli Stati Uniti, vedete c'è scritto USA, di aiuti alimentari. Ovviamente non si butta via niente. Questa è la processione della sera che porta le tavole della legge presso un laghetto. Abbiamo visto la sera da una parte e la mattina dopo da un'altra. Eccoli qua i sacerdoti. Questa è la chiesa dalla quale è uscita la tavola. Il giorno dopo però siamo andati per sicurezza in una città un po' più grande e lì è stato divertente perché c'era un casino di gente e siccome non avevano il lago hanno portato le tavole della legge vicino a un rubinetto dell'acqua.
e poi alla fine, quando c'era il momento, con la canna dell'acqua hanno battezzato tutti quanti, grida di giubilo che non vi dico. Ed è molto bello da vedere, soprattutto per l'umanità che c'è. Si prega naturalmente, oltre che a far festa, si suona i tamburi e il corno. Questo era il nostro autista, che lui si è messo a suonare. Un incensiere. Le donne che stanno davanti alla processione, questa qui faceva la poliziotta, allontanava tutti quelli che si avvicinavano, e ovviamente le donne sono vestite a festa con i loro migliori gioielli per il Timkat e con le migliori pettinature che possono pensare di avere. Questa bimba non sta piangendo, questa a destra è appena stata bagnata dall'acqua. Anche questa probabilmente era un po' titubante perché c'era l'uomo bianco, stava pensando io non ho fatto niente di male, ma in genere prevalgono ovviamente i sorrisi. Anche questa non sta piangendo ma è bagnata con l'acqua. E si divertono molto perché eravamo noi i fenomeni del baraccone. Qualcuno è anche vestito all'occidentale, come vedete, ma la maggior parte hanno i vestiti tradizionali e un drappo bianco con un ricamo. Sono i taxi, quindi qui eravamo già in una città molto sviluppata. E qui questa è la seconda chiesa che vi faccio vedere. Nota bene, questa scala è stata finanziata dall'UNESCO. Allora i casi sono due: o gli hanno dato pochi soldi o i soldi sono spariti in qualche tasca. Io sono più propenso per la seconda soluzione. Comunque la scala funziona, fa paura salirci, però fa il suo dovere. Eccola qua, questo è un dettaglio, quindi i soldi dell'UNESCO sono finiti qua. E questa è la chiesa di San Pietro e Paolo, che è molto importante dal punto di vista simbolico. Non è una grandissima chiesa, l'altra è la più bella, però dal punto di vista dell'importanza religiosa era notevole. E questa è la vista dall'alto, come vedete non è desertico, qui acqua ce n'è, anche se non tantissima, e l'agricoltura è la prima attività. Ci sono anche i mammiferi, quindi vuol dire che acqua ce n'è. Questo è un pupa che era appena fuori dalla camera d'albergo. Qui gli alberghi erano discreti, decenti, e così io mi sono appostato la mattina ad aspettare quando portava da mangiare al piccolo. Nebbia molto spesso la mattina, quindi un'umidità non da deserto. E questi sono i camion che vi dicevo prima che stanno portando via le pietre per poi asfaltare. Come vedete gli forniscono anche i camion cinesi, ovviamente vengono pagati carissimi, il triplo del valore reale. Purtroppo loro non lo capiscono, si fanno colonizzare in questo modo. Siamo a Macalè, dove prenderemo l'aereo per tornare ad Addis Abeba. Questo è un negozio di barbiere. Mercati, dove vendono in questo caso il cotone. Qui è la zona dove lavorano la gomma, prendono i vecchi copertoni e ci fanno tutto con la gomma, incluse, come potete vedere, le ciabatte infradito, come vecchie gomme dei camion. All'africana non si spreca niente. Ovviamente ai bambini basta una camera d'aria per divertirsi. Il sarto è uno dei lavori più gettonati perché non si butta via niente, sempre per il solito motivo, e chi non ha qualcuno a cui lasciare le caprette se le porta dietro al mercato. Donna Far, anche questa, i famosi bidoni di aiuti. Queste erano due bambine bellissime, soprattutto quella imbronciata sulla destra.
e concludo con una giovane donna a far con le tipo di scarnificazione, come vedete. Adesso vi faccio vedere, sono 10 minuti, il filmato, che si intitola appunto Dancaglia, Infernali Meraviglie.
se avete delle domande. Il contenitore dell'acqua, l'animale, che animale era? Un maiale? No, capra. Capra? Fate con lo stomaco delle capre. Dopo so, noi hanno detto capre, dopo immagino che useranno anche qualcos'altro. Mi ricordo quella volta che avevi chiamato, che ero stato l'anno dopo, ti ricordi che io l'ho visto il cratere, che se ne volevi di foto. Sì, io te ne sono davo. stati veramente sfortunatissimi perché volevo dirti, mi hanno spiace perché noi abbiamo dormito là una notte proprio nel cratere, è stato bellissimo. No, ma anche noi abbiamo dormito là, solo che non c'è, cioè potevi andarci ma non potevi andare sul bordo, ti fermavano 20-30 metri prima. Sì. E quindi sì, la rabbia è stata tanta perché è dura arrivare fin lassù e dopo non poter andare a vedere il cratere. Per quello che, come dicevo, tornato a casa, ho guardato dove c'era un altro vulcano, ho detto lo sostituisco e poi magari ci sarà occasione di tornare. Non è così semplice, ma insomma si può fare. Bene, io vi auguro buona serata, grazie per essere venuti e l'appuntamento con la Corea del Nord per